Inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia. La Presidente della Corte d'Appello Marini chiede più personale per far fronte al carico crescente a causa dei rinvii causa Covid. Per una parte delle imprese venete la criminalità organizzata si sta sostituendo allo Stato e alle banche, un rischio per ora circoscritto ma che va tenuto sotto controllo. L'allarme delle procure venete. Paura a Belluno per una forte scossa di terremoto registrata questa mattina alle porte del capoluogo. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o cose. Da lunedì il Veneto torna giallo e riaprono le scuole superiori, ma tra operatori e gente comune prevale la cautela. Non vanifichiamo gli sforzi fatti, dice il presidente dell'Anci Conte. Nel Vicentino per portare a segno rapine e furti, banda di malviventi finisce in manette grazie a un'operazione della polizia che riesce a sventare una rapina in villa a Lonigo. I carabinieri della stazione di Vedelago hanno scoperto e tratto in arresto 2 insospettabili ladri di offerte. Padre e figlio hanno depredato almeno 14 chiese in Veneto. Il prefetto di Verona ha bocciato l'intitolazione di una via Giorgio Almirante a Zevio. Potrebbero derivare ricadute negative sulla coesione civile, dice la prefettura, e scoppia la bufera. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. La curva del contagio in primo piano anche questa sera in apertura della nostra edizione regionale. Sono 807 i nuovi casi di positività al virus nelle 24 ore in Veneto, 287 nella giornata di oggi, come potete vedere anche dalla tabella. 20 i decessi sempre nelle 24 ore, diminuiscono ancora le terapie intensive, sono 256. E per la prima volta dopo parecchio tempo, questo è un dato che va sottolineato, sono sotto i 2000 i ricoveri in area non critica, e questo proprio nel giorno in cui l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha dato il via libera, ha approvato il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Accanto all'approvazione si apprende dall'ANSA, AIFA ha espresso anche l'indicazione per l'utilizzo preferenziale del vaccino per le persone dai 18 ai 55 anni. Abbiamo un'ulteriore arma contro la pandemia, osserva il presidente di AIFA, il trevigiano Giorgio Palù. Altre presto se ne aggiungeranno. È auspicabile un approccio integrato tra vaccini e terapie anti-Covid attualmente in uso e in sperimentazione. Queste le parole pronunciate poco fa da Palù. In primo piano c'è però l'apertura dell'anno giudiziario che questa mattina abbiamo trasmesso in diretta. Il 2020 è stato un anno difficile, difficilissimo anche per i palazzi di giustizia del Veneto, un anno che però è stato superato. L'organico della giustizia in Veneto continua però a patire una carenza storica di personale. Partiamo da qui. Anche le strutture organizzative della giustizia hanno dovuto fare i conti con l'emergenza coronavirus. Lo ha ricordato subito la Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Ines Maria Luisa Marini, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. La Corte d'Appello e il suo distretto, ha osservato, ha retto la sfida utilizzando l'emergenza sanitaria anche come catalizzatore del cambiamento e del processo di filiera. Sono state eliminate o comunque in via di eliminazione le criticità strutturali, cioè quella della disseminazione delle sedi, della carenza di organico del personale di magistratura della Corte e del personale amministrativo. Per il mondo della giustizia i problemi sono semmai a livello nazionale, dalla mancanza di una visione d'insieme e di programmazione a lungo termine all'esigenza di procedure rigide e burocratiche che rendono difficile l'iter dei provvedimenti organizzativi. Sul caso Palamara, poi, la Presidente Marini ha chiamato in causa la classe politica, parlando di un'importante occasione mancata di riforma. Occorre mettere le correnti in condizione di non condizionare più che tanto le nomine e quindi solo un Consiglio Superiore della Magistratura eletto tra una rosa di candidati estratti a sorte tra i magistrati può essere un efficace argine alle correnti, argine, non eliderle.
L'amministrazione della giustizia, la certezza del diritto rivestono un ruolo basilare anche per sviluppare l'economia e il benessere di un territorio. La loro assenza allontana infatti imprenditori e investimenti e il Veneto soffre di una carenza storica di personale. Le piante organiche risalgono ad anni in cui il Veneto non era il motore dell'economia, era terra di emigrazione e non di immigrazione. Poi negli anni le cose sono cambiate, ma è la stessa vicenda che è successa ora con l'incremento delle piante organiche dei magistrati. 11. Certo, è stato l'incremento più elevato a livello nazionale, ma noi partivamo veramente dal basso, quindi bisognava fare un incremento con dei criteri diversi. Così la Presidente Marini, ma un appello, un allarme forte è stato lanciato anche dalle procure. L'allarme lo ha rilanciato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia il procuratore generale Giancarlo Buonocore. In Veneto aumentano gli imprenditori che si affidano alla malavita organizzata, a sostituzione delle banche o addirittura per risolvere problemi. Un campo questo nel quale il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha accumulato negli ultimi anni parecchia esperienza. Non pensiamo ai grandi imprenditori, piccoli imprenditori che si trovano in difficoltà e che si rivolgono direttamente alla criminalità organizzata. Questo è un fenomeno che stiamo riscontrando. Questo non significa che l'imprenditoria in quanto tale abbia questi problemi, però è un fenomeno che ormai risulta emergente in diverse attività di indagine e qui, come poi è noto, perché molte di queste cose sono già venute fuori nei processi pubblici. Il timore è che ora, con le difficoltà economiche provocate dal coronavirus e il rischio fallimento che attraversa più di un'azienda, possa rafforzarsi anche in Veneto la presenza di capitali di dubbia provenienza e di associazioni malavitose. Mi preoccupa il passaggio di proprietà delle attività economiche in una situazione tra l'altro di crisi come questa, conseguente alla pandemia, dove il valore si deprezza, è più facile che ci siano questi interventi. Dobbiamo vigilare molto in accordo tra le forze dell'ordine, la magistratura e anche tutte le autorità politiche e istituzionali, perché se succede un fenomeno così a Venezia noi potremmo trovarci alla fine della pandemia con conseguenze pesanti sulla tenuta del tessuto economico del territorio. Per Carlo Nordio bisogna riformare urgentemente la macchina processuale. Durissimo il commento sulla politica attuale. La politica in questo momento è ancora più assente di quanto non sia stata negli anni recenti, nei quali peraltro, ripeto, nei confronti della giustizia ha sempre tenuto un atteggiamento estremamente ambiguo e riduttivo. È un giudizio severo sulla politica attuale quello di Carlo Nordio, forse il magistrato più rappresentativo a nord-est, sulle inchieste che hanno segnato la storia recente del territorio dalla Mala del Brenta al Mose. Nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia la sua fotografia è impietosa. Che risorse siano necessarie per la giustizia è quasi banale dirlo, perché la giustizia è sempre stata la Cenerentola nei nostri bilanci, ma immettere nuova benzina, come ha detto il ministro o l'ex ministro, nella macchina della giustizia è inutile se non riformi la macchina. Una riforma che deve coinvolgere in primis gli istituti di diritto processuale con particolare attenzione al ramo civile. Quello che incide di più in questo momento di emergenza è la giustizia civile, che ci costa 2 punti di PIL all'anno nel suo rallentamento, perché nessuno investe più in Italia, perché non c'è la certezza del diritto. Quindi paradossalmente, detto da un ex pubblico ministero che per 40 anni ha fatto il giudice penale, la riforma della giustizia civile oggi è più urgente. Altrettanto urgente la separazione delle carriere in magistratura e più in generale dei poteri dello Stato. Eliminare questa porta girevole di magistrati che vanno e vengono dalla politica alla magistratura e poi rientrano. Un magistrato non dovrebbe far politica né prima né durante, neanche dopo essere andato in quiescenza per varie ragioni. Difficile però ristabilire gli equilibri in una fase così delicata, soprattutto guardando alle manovre romane. In questo momento si ha l'impressione che nessuno dei politici sappia dove andare, ma che ci vadano comunque convinti. Si torna quindi in giallo da lunedì tra cautela e soddisfazione.
Soddisfazione da una parte per l'alleggerimento delle restrizioni, cautela dall'altra perché a Treviso come in Veneto il ritorno alla zona gialla coinciderà con la ripresa delle lezioni in presenza di metà degli studenti delle scuole superiori. Da lunedì comincia questa nuova fase dove una massa di persone molto importante comincerà a muoversi, dagli studenti ai ristoratori, a tutto quel settore economico che riprenderà lentamente a lavorare. Quindi sarà un banco di prova importante. L'appello che faccio ai cittadini è quello di mantenere lo stesso spirito di responsabilità che ci ha visti protagonisti in questi mesi e di avvicinarsi a quella normalità tanto desiderata, sempre con testa e sensibilità. Per tutelare le fasce deboli della popolazione, quelle che dalla metà di febbraio saranno via via vaccinate, bisogna continuare a usare tutte le precauzioni, dice Conte, con il Comune pronto a controlli e in caso anche restrizioni se dovesse venir meno la collaborazione dei cittadini. Che non sia un liberi tutti, lo sottolinea anche Confcommercio. Se si abbassano le attenzioni i contagi risalgono immediatamente, affermano il presidente provinciale Federico Capraro e la presidente della FIPE Dania Sartorato, che lanciano un monito a imprese e consumatori. Ci giochiamo il futuro e tutti dobbiamo fare la nostra parte anche se il logorio è forte. È al governo, a quello che si dovrebbe formare, che si rivolge invece Conte non più da sindaco ma da presidente ANCI. L'appello che faccio al governo è quello di fare poche scelte molto chiare, rispettate da tutti, ma l'appello più accorato che faccio oggi è quello di trovare un'unione di intenti per quanto riguarda il decreto ristori. I cittadini, le imprese non hanno né tempo né forza per sta dietro alle beghe della politica romana, conclude. C'è bisogno di risposte immediate, c'è bisogno di concretezza per non accentuare quella distanza tra il governo e le comunità. E proprio in vista del ritorno a scuola, a Cittadella nel Padovano scatta l'ordinanza anti-assembramento. Obbligo per i ragazzi di fare il percorso più breve per tornare a casa e divieto di sostare all'aperto fuori dagli istituti scolastici superiori e nelle vie della città frequentate dagli studenti. Il Comune di Cittadella ha emanato un'ordinanza urgente in vista della riapertura delle scuole superiori. Il sindaco Luca Pieroboni, insieme ai dirigenti scolastici, la polizia locale e le ditte di trasporto pubblico, si è attivato per garantire un rientro in sicurezza degli studenti. L'ordinanza vieta dunque qualsiasi tipo di assembramento in entrata e uscita da scuola. Per quanto riguarda le fermate degli autobus di Bus Italia, il punto più critico, quello di via Riva 4 novembre, il Comune si è attivato per dividere le varie fermate creandone di nuove lungo via Verdi. Nessuna variazione invece per le linee della MOM. Così a Cittadella vediamo invece la reazione tra i padovani a Padova città. Ma se siamo tutti responsabili, mascherina e distanza, ci sta, va bene. Con prudenza, senz'altro. Con prudenza, altrimenti ritorniamo a capo. Prudenza, però un sollievo psicologico, poi attenzione quanto prima, niente di più. C'è sollievo tra i padovani alla notizia del passaggio della regione in zona gialla. Da lunedì, infatti, si allenteranno le restrizioni che hanno caratterizzato la vita di tutti noi da oltre un mese. Saranno consentiti gli spostamenti tra comuni senza la necessità di esibire autocertificazioni. I bar e ristoranti potranno tornare a servire i loro clienti, anche se solo fino alle 18. È un anno che io non esco, nel senso che vado solo al lavoro, però per il bene comune si fa. Queste alti e bassi siano più o meno necessari e adesso si spera che si sia sulla strada buona per lentamente riprendere con l'attività anche di ristorazione. Il problema è che sicuramente se liberavano domenica tutti sarebbero stati in piazza e quindi sicuramente i contagi sarebbero andati peggio. La situazione è in miglioramento, c'è ottimismo, ma in molti vedono nel vaccino l'unica soluzione per uscire dall'emergenza. Possiamo muoverci un po' di più, dai. Tutto lì, ma però bisogna stare attenti, è sempre lo stesso, ma io aspetto il 15 di febbraio perché gli ultraottantenni fanno la puntura e io ci sono dentro. Spero che me la facciano presto. Ordinanza che quindi entra in vigore da lunedì e non da domenica come successo in precedenti occasioni, un danno per i pubblici esercizi.
Molti erano gli esercizi che erano già pronti a partire con il servizio della domenica, pensiamo ad esempio alle pasticcerie per le colazioni di domenica mattina o per i ristoranti per i pranzi della domenica. Ecco, queste sono attività che di fatto attendevano con ansia e con speranza la possibilità di poter lavorare già da domenica 31 e invece purtroppo dovranno aspettare la settimana successiva. Un'altra domenica di incassi persi per baristi e ristoratori. La zona gialla sarà in vigore da lunedì e nulla sarebbe costato in più, protestano all'Appe di Padova, anticipare l'ordinanza alla domenica. Quasi tutte le precedenti ordinanze del Ministro della Salute emanate al venerdì avevano effetto dalla domenica mattina successiva. Questo invece è stato, credo, l'unico caso in cui l'ordinanza del venerdì entra in vigore al lunedì successivo, quindi sono state di fatto vanificate tutte le aspettative e le speranze. Qualche ristoratore aveva già preso le prenotazioni per il pranzo della domenica e invece questa disposizione si inserisce in un solco di altre decisioni prese a danno della categoria dei pubblici esercizi. Dalle linee guida governative imposte e rispettate dagli esercizi pubblici che poi sono stati fatti chiudere ai ristori insufficienti e in ritardo. Ancora un danno economico per quelle che sono piccole imprese con dipendenti. Veramente gli esercenti ormai sono allo stremo e hanno necessità di essere sostenuti e supportati da un governo e da una parte istituzionale e politica che deve essere al loro fianco e cercare di aiutare queste imprese, perché ovviamente dietro le imprese ci sono anche i posti di lavoro. Quindi area gialla, fascia gialla, ritorno a scuola per gli istituti superiori, ma sono giorni anche di avvio per i saldi. Questa è la situazione a Treviso. Non sono i saldi più attesi dell'anno, nemmeno ai trevigiani è sfuggito il fatto che molti negozi già da fine dicembre abbiano iniziato ad applicare scontistiche di vario genere alla merce. Con questo weekend però ufficialmente parte anche in Veneto il mese degli sconti. E anche se molti negozianti ammettono di vendere in svendita ormai da quasi un anno, tutti concordano e scommettono sulla ripresa del mercato con il passaggio del Veneto in zona gialla. Penso che con il prossimo colore della nostra zona, finalmente giallo, la gente sia un po' più positiva, quindi sto notando molto più afflusso rispetto ai giorni passati. Voi puntate su questo cambio di colore? Certo, è l'unico sistema per lavorare, perché fino adesso era come essere chiusi. Speriamo di partire bene con questi saldi data la situazione. Una città frizzante questa mattina, complice anche il bel tempo. Chi è uscito per fare una passeggiata non ha esitato ad approfittare degli sconti visti in vetrina. Chi è venuta qui apposta per i saldi? Sì, ho telefonato prima e sono venuta a colpo sicuro. Sì. Abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo approfittato della bella giornata e abbiamo fatto un po' di shopping. Sono contenta, insomma, che ho comprato qualcosa, anche perché col fatto anche che non si può uscire adesso siamo usciti e anche abbiamo... Ci si tira un po' su. Esatto, ci si tira un po' sul morale. Se c'è qualcosa che conviene anche magari per la prossima stagione, perché no? Quindi è il momento adatto. Quest'anno non è che si abbia tanta voglia di comprare. Avevo necessità di una borsa. Non solo per i saldi, comunque se ci sono i saldi meglio. Ormai i saldi ci sono da sempre. Questa quindi la situazione a Treviso, inevitabile parlare di lavoro con la Giunta regionale del Veneto che su proposta dell'assessore Elena Donazzana ha approvato la delibera che prevede la prosecuzione del finanziamento relativo alla sperimentazione dell'assegno per il lavoro, destinando 20 milioni di euro all'iniziativa. Tra le prime misure approvate in giunta regionale ho voluto che ci fosse l'assegno per il lavoro, perché questo 2021 sarà l'anno della difficoltà di trovare lavoro dei tanti disoccupati. Altri 20 milioni di euro che si aggiungono alle tante risorse di uno strumento, l'assegno per il lavoro, che al contrario del reddito di cittadinanza sta funzionando. Infatti quasi 50.000 persone in Veneto in questi anni hanno trovato lavoro, hanno avuto un'opportunità di trovare lavoro grazie a questo strumento. Lavoro e scuola, tutto è pronto nel Vicentino tra organizzazione nelle scuole e Stuart sui bus.
Ritorno in classe in fascia gialla per gli studenti della scuola secondaria superiore, un ritorno, ricordiamo, al 50% della didattica per 3 settimane, che sarà il test di prova anche per il servizio di trasporto pubblico che ha fatto tesoro della difficile esperienza di inizio anno scolastico. Un'organizzazione certosina studiata nei minimi dettagli. All'Istituto Almerico da Schio sono previste 5 differenti accessi e uscite per 1050 ragazzi divisi in 52 classi, di cui 76 con disabilità. Crediamo che la situazione possa reggere, perché il timore che c'era fino adesso è che i trasporti potessero non contribuire nel reggere il sistema, invece sappiamo che i trasporti sono aumentati, ci saranno anche degli steward che gestiranno meglio le salite sugli mezzi pubblici, quindi noi siamo fiduciosi che tutto andrà bene. Un ritorno sui banchi che per il Daschio vede anche un evento importante dalle sue cucine. Infatti una ex allieva, Jessica Miolo, parteciperà online per l'Italia alle Olimpiadi di cucina che si tengono in India. Un rientro a scuola atteso dai ragazzi. L'umore dei ragazzi è veramente al massimo grado, non vedono l'ora di rientrare. Intanto si fanno i conti con le nuove iscrizioni in crescita. Un po' tutti i licei sono in crescita, il liceo quadri con numeri particolarmente importanti rispetto agli altri. Diciamo che adesso io sto già lavorando, infatti sono già contattata dei dirigenti per valutare appunto gli spazi e le necessità per il prossimo anno scolastico. Andiamo adesso nel Bellunese, dove questa mattina la terra ha tremato. Le 10.56 un boato e un tonfo sordo hanno fatto sobbalzare tutta la provincia di Belluno. Chi sta ai piani bassi ha fatto fatica a comprendere i piani alti delle abitazioni. Al contrario, è parso subito chiaro che si trattava di una scossa di terremoto, breve di durata ma intensa. La magnitudo, dapprima stimata di grado 2,8 della scala Richter, è stata ricalcolata attorno a mezzogiorno. Emerge che c'è stata una scossa di terremoto localizzata nella zona di Belluno di intensità più o meno, adesso stanno affinando le misure, di 3,0 della scala Richter. La scossa molto superficiale è stata registrata a una profondità fra 1 e 2 chilometri, con epicentro nella prima periferia a sud di Belluno, fra le località di Mier e Giamosa. Essendo abbastanza superficiale l'abbiamo sentito bene, sì. I primi dati pubblicati dagli NGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, danno l'epicentro nella zona tra Mier e Giamosa, qui in mezzo ai campi e alla campagna. Preso d'assalto il centralino dei Vigili del Fuoco, anche se non sono stati segnalati fortunatamente danni a persone o cose. La scossa viene associata a una serie di eventi sismici che stanno interessando la fascia pedemontana. La scossa di oggi, poi c'è stata una scossa di 2,5 qualche giorno fa in Alpago, il 28 per la precisione, una scossa di 1,9 nella zona del Pordenonese ieri, e quindi c'è una situazione in cui c'è un'attività sismica in corso. Proprio in questi giorni la Giunta del Veneto ha pubblicato la mappa aggiornata delle zone sismiche in Veneto. Fra gli 11 comuni a maggior rischio sismico in provincia di Belluno ci sono il capoluogo, Alpago, Chies d'Alpago, Borgo Valbelluna, Tambre, Ponte nelle Alpi e Limana. Gli altri 4 si trovano in provincia di Treviso e sono Vittorio Veneto, Tarzo, Revine Lago e Fregona. Al momento è tutta una questione statistica e di studio di quello che è venuto nel passato, quindi essendoci stati terremoti forti negli anni che ricordiamo, comunque a memoria d'uomo, è una zona che bisogna stare attenti e tenere sott'occhio sicuramente. L'attenzione massima che possiamo riporre è quella che va riposta da tutti i cittadini che convivono con un rischio sismico, quindi mantenere la calma, sapere cosa c'è da fare qualora ci fosse un evento sismico rilevante, però purtroppo i terremoti, questo è noto a tutti, non sono al momento, non è possibile prevederli. C'è un'ultima ora che ci porta a Verona, dove un 58enne italiano è stato denunciato dagli agenti delle volanti della questura di Verona per aver minacciato il compagno dell'ex fidanzata con un grosso coltello. I poliziotti sono intervenuti nel quartiere di Borgo Roma, dove hanno individuato la vittima, un uomo di 51 anni che ha riferito di essere stato aggredito mentre si trovava a bordo della sua auto. Questo nel Veronese, ma la cronaca ci porta adesso nel Vicentino, a Lonigo, dove è stata sventata una rapina in villa.
Nel Vicentino, per portare a segno rapine e furti, banda di malviventi finisce in manette. La sezione antirapine della squadra mobile di Vicenza e la sezione criminalità straniera della mobile di Milano hanno sventato nella notte di giovedì un colpo alla villa di un imprenditore di Lonigo. Tra le persone arrestate tutte dall'est Europa, Slovenia, Bosnia e Kosovo. Il terzetto, a quanto raccolto dalle intercettazioni telefoniche, già nella giornata di giovedì scorso, 25 gennaio, aveva fatto un sopralluogo nei pressi della villa dell'imprenditore, manifestando l'interesse per l'obiettivo. Erano intenzionati a rapinare le persone all'interno di questa villa, di questa abitazione nella campagna di Lonigo. Intenzione per la quale erano pronti anche, se necessario, a usare maniere forti, spray urticante e violenza nei confronti della vittima e delle persone presenti in casa. Immediatamente è scattata l'allerta con un imponente servizio attorno alla villa. Approfittando dell'oscurità e dell'aria impervia, la banda ha tentato di fare accesso dalle siepi che delimitano il perimetro dell'abitazione e a quel punto è scattato l'intervento degli agenti in agguato. Uno è stato subito bloccato mentre altri due sono scappati per i campi, rintracciati però poco dopo mentre tentavano la fuga con un'auto di un connazionale lungo la strada provinciale che porta verso Verona. Una successiva perquisizione dove il gruppetto aveva dimorato a Vicenza ha consentito di sequestrare guanti in lattice, arice trasmittenti, fascette elettriche e 4.000 euro in contanti. Banda, forse non nuova, razzie sul territorio vicentino. Per quanto riguarda il loro coinvolgimento in eventuali altri fatti di reato, furti o rapine, è in corso di accertamento. Ladri seriali di offerte sono stati arrestati dai carabinieri di Vedelago. Il servizio si è concluso nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, quando i carabinieri di Vedelago hanno notato il padre che entrava all'interno della chiesa, il figlio lo attendeva fuori e distintamente il genitore infilava all'interno della cassetta delle offerte un metro telescopico flessibile al cui estremità era stato applicato un nastro riadesivo. Padre e figlio, 62 e 19 anni, una famiglia ma anche una banda, responsabile di aver rubato le offerte in almeno 14 chiese di tutto il Veneto. Il figlio, che fa da basista e attende il padre, che entra in chiesa e utilizzando la tecnica del bioadesivo porta via le offerte. Decisiva per le indagini dei carabinieri della stazione di Vedelago la segnalazione di un cittadino che giovedì mattina nei pressi della chiesa parrocchiale di Fossalunga aveva notato un'auto sospetta. In quell'occasione i due indagati sono stati identificati. Immediata è scattata la verifica sui precedenti penali del papà, risultato non essere nuovo a furti all'interno delle chiese. I carabinieri hanno poi pedinato l'auto per tutto il giorno, seguendo la coppia tra le province di Venezia, Padova, Belluno e Pordenone. Ed anche la mattina seguente, quando a Fiume Veneto la coppia è stata fermata perché colta in flagrante. In quella precisa occasione, effettivamente all'interno della cassetta c'erano 10 euro, una banconota a 10 euro che è rimasta appiccicata al nastro biadesivo. Padre e figlio di origini croate senza fissa dimora si trovano ora in carcere a Pordenone. Alla coppia sono attribuibili con certezza altri 13 colpi. E durante gli spostamenti sovente si fermavano all'interno di esercizi pubblici o supermercati ad acquistare beni alimentari o anche consumando bevande alcoliche. Non curanti dunque dei divieti imposti dal DPCM, con un Veneto ancora in zona arancione. Oltre ai reati contestati saranno contestati anche tutti quelli che sono le violazioni in materia sanitaria stabilite dai DPCM in vigore. Dall'intitolazione potrebbero derivare ricadute negative sulla coesione civile e sociale con potenziali rischi di turbative per l'ordine pubblico. Con questa forte motivazione il prefetto di Verona Donato Cafagna ha bocciato la proposta del comune di Zevio di intitolare una via a Giorgio Almirante. Cafagna e il prefetto spiega di aver interessato la deputazione di Storia Patria di Venezia, che si è espressa negativamente, di aver invitato il comune guidato dal sindaco leghista Diego Ruzza a voler rivalutare l'intitolazione. È scoppiata la bufera politica e in provincia di Verona tra l'altro risultano già 2 vie intitolate ad Almirante, a Pescantina e a Vigasio. Ovviamente vedremo gli sviluppi politici nelle prossime ore. È tutto per questa edizione regionale, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata.
Benvenuti al meteo. La perturbazione si sposta verso il meridione, favorendo schiarite al nord. L'avvio di giornata però sarà ancora instabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 31 gennaio. Sul Veneto, ultimo giorno del mese all'insegna di un tempo purtroppo spiccatamente variabile. Al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse, più significative in pianura e con limite della neve in montagna intorno agli 800.000 metri. Nel corso del pomeriggio diradamento ed esaurimento delle piogge con tempo più asciutto e diminuzione anche della nuvolosità. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 6 e gli 8 gradi. Stesso scenario poi se ci spostiamo anche sul Friuli Venezia Giulia, con inizialmente piogge un po' dappertutto, con il passare delle ore andrà gradualmente migliorando. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece sui 5-8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo neve a bassa quota sui confini alpini, piovaschi invece sui restanti settori, via via più asciutto entro sera. Temperature minime intorno allo 0, massime sugli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.